Tantissime cose sono state scritte sulle banche, una cosa però è evidente che tutto quello che è stato scritto, soprattutto poi è anche meritevolmente approfondito, è disperso in 1000 fonti, per cui se uno vuol farsi un'idea di quello che succede, diciamo che gli gira la testa. E dunque il libro nasce per la necessità di riportare a unità tutta questa mole di informazioni e di versioni contrastanti. Io l'ho chiuso a metà di ottobre 2019, quindi il libro, diciamo, arriva addosso anche ai fatti di cui si discute adesso, il fondo per esempio di rimborso, anzi di indennizzo ai risparmiatori e ai processi. Però attenzione, non è mica il riassunto di quello che è stato scritto, no, è una ricostruzione critica che tale per cui consente, mettendo insieme gli elementi fondamentali, almeno quelli che io ritengo tali, consente alle persone di farsi un'idea loro di quello che è accaduto. I truffatori, mi pare che sia evidente, sono coloro che hanno gestito in maniera molto disinvolta queste due banche. Snaturandone completamente il profilo sostanzialmente. La Banca Popolare nasce su idea di Luzzatti nella seconda metà dell'Ottocento, ed è una banca del territorio, una banca cioè che strutturata in maniera cooperativa serve a supportare l'economia minuta. Noi siamo di fronte a due banche che crescono a dismisura, snaturano la caratteristica appunto del conoscersi tutti, perché la banca cooperativa, la società cooperativa è questa, e abbraccia un territorio molto vasto in cui appunto le logiche non sono più quelle del territorio e di conseguenza le degenerazioni sono poi in mano a coloro che diventano i padri padroni della banca. La truffa c'è stata in effetti, è tutta da scrivere a pagina di chi l'ha compiuta, perché la vulgata per ora colpisce colpevoli, parzialmente colpevoli. Bisogna andare fuori dal Veneto secondo me per trovare quelli che hanno causato il fallimento, dopodiché ci sia stata responsabilità sulla condotta della banca, soprattutto ultimamente, per carità, la magistratura è lì per quello e deve indagare. Tutto quello che è stato fatto fino al 2014-15 in banca non è sufficiente a spiegare il fallimento, quindi è necessario approfondire la questione, perché in effetti ha fatto danni giganteschi e devastanti in Veneto. La politica purtroppo secondo me in Veneto è stata un po' latitante, se ne è lavata un po' le mani, questo è chiaro. Basta pensare a come sta agendo la politica pugliese per salvare una banca, la Popolare di Bari, messa molto peggio delle nostre due, e fare il confronto con quanto è successo invece in Veneto negli anni scorsi, per capire che lì la politica agisce per salvaguardare il patrimonio del territorio, qui molto meno. Tanto è un libro che è bellissimo, lo consiglio a tutti, anche e soprattutto a chi non è esperto di banche, di economia e di finanza, perché il libro queste cose le spiega perfettamente. Come il Veneto sia finito dentro questa grande truffa, come la definisce Mazzaro, e soprattutto chi è finito dentro questa grande truffa, principalmente i piccoli e medi risparmiatori, perché in quelle banche è successo questo: i soldi dei piccoli e medi risparmiatori sono andati nelle tasche di chi ha ricevuto prestiti e non li ha restituiti, o nelle tasche di chi è stato baciato dalla fortuna di azioni che ha comprato con i capitali delle banche. È una grande truffa, deve servire da insegnamento per non ripetere quello che è avvenuto all'interno di Veneto Banche e Banca Popolare di Vicenza. Mi auguro veramente che questo sia di insegnamento per il futuro, non credere a chi propone guadagni facili.